Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario.tv di oggi, venerdì 19 giugno 2026. In apertura il piano casa, fiducia del governo e Lega in prima linea per famiglie, giovani, proprietari e ceto medio. Poi i sabotaggi anarchici all'alta velocità, arresti, accuse pesanti e tolleranza zero. Sul fronte internazionale, colloqui USA-Iran rinviati. Trump tiene alta la pressione. Politica, Vannacci, sondaggi e unità del centrodestra. A Bruxelles, battaglia su PAC, coesione e pesca. Infine, legge elettorale, Lega contraria alle preferenze. Questi i titoli, ora il resto del giornale. Piano casa, c'è fiducia. Famiglie e proprietà, la Lega presidia. Il governo mette la fiducia sul piano casa e porta in aula una risposta concreta a uno dei problemi più sentiti dagli italiani. Un dossier che parla a famiglie, giovani coppie, lavoratori, proprietari, inquilini e ceto medio. La casa non è un lusso da colpire con tasse, vincoli europei e burocrazia. È il primo patrimonio degli italiani: sicurezza, autonomia, futuro. La Lega presidia questo fronte con una linea chiara: più case, meno ostacoli. Dove affittare costa troppo e comprare è difficile, la politica deve tornare su mutui, affitti e quartieri. Anarchici sabotano l'alta velocità. Tolleranza zero, lo Stato ci difenda. Altro che allarme inventato. I sabotaggi all'alta velocità erano un problema vero. Arresti, accuse pesanti, infrastrutture colpite, treni nel mirino. Non folklore antagonista, ma una minaccia concreta contro lo Stato, contro chi viaggia, lavora e serve nelle forze dell'ordine. Per settimane una parte della sinistra e del mainstream ha minimizzato. Poi è arrivata la Digos. La parola d'ordine è una sola: tolleranza zero. Chi attacca le infrastrutture strategiche attacca il paese. Chi coccola l'antagonismo violento, anche solo culturalmente, si prenda la responsabilità delle proprie indulgenze. Trump-Iran, braccio di ferro. Colloqui rinviati a tempo indeterminato. I colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera slittano a tempo indeterminato. Fermo anche il viaggio del vicepresidente J.D. Vance. Ma non è una ritirata americana, è diplomazia muscolare. Se il tavolo tecnico non è pronto, Washington non regala passerelle. La Svizzera resta disponibile a mediare, ma le condizioni non le detta il regime iraniano. Trump tratta come sempre: pressione, negoziato, firma. La pace seria non nasce dagli slogan, ma dalla capacità di sedersi al tavolo senza farsi prendere in giro. Messaggio chiaro: dialogo sì, resa no. Vannacci, solo sondaggi. Il centrodestra sia unito, no a partitini. Il punto non è un decimale di sondaggio. Il punto è politico. Una battaglia personale può diventare un regalo alla sinistra. Futuro Nazionale cresce nelle rilevazioni, la Lega risponde, ma la domanda è: a chi serve dividere il centrodestra? Agli elettori conservatori o ai talk show che sognano una destra spezzettata? La Lega rivendica governo, sicurezza, migranti e territori. Massimiliano Romeo invita a non vivere appesi ai sondaggi. Igor Iezzi liquida certe operazioni come marketing e ricorda che non si può dare lezione alla destra se poi, in Parlamento, si vota con Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli. La politica si fa tenendo unita la coalizione. Battaglia sul bilancio europeo. PAC, coesione e pesca, punti caldissimi. A Bruxelles si apre la battaglia sul prossimo bilancio europeo. L'Italia, con Giorgia Meloni, lavora a una linea comune con la Spagna per difendere fondi di coesione, agricoltura e pesca. Tradotto: territori, comuni, imprese, agricoltori, pescatori. Non formule astratte, ma risorse reali. Il punto, come ricorda la Lega, è rimettere la politica davanti alla burocrazia. L'Europa non può chiedere agli Stati tagli e poi triplicare i fondi delle proprie strutture. Non può trasformare PAC e coesione in un guinzaglio di regolamenti e condizionalità.
L'Italia contribuisce al bilancio europeo e ha diritto di difendere il ritorno sui territori. Sì all'Europa dei popoli e degli interessi concreti. Nuova legge elettorale. Lega, no alle preferenze. Sulla legge elettorale la Lega mette un punto fermo. Il centrodestra procede, la sinistra rallenta. In commissione, spiega Igor Iezzi, le opposizioni hanno scelto emendamenti e ostruzionismo, senza una proposta unitaria. Tante barricate, poca politica. Tanti no, nessuna sintesi. Sulle preferenze, la posizione leghista è chiara, contraria e pronta a votare contro. Nessun pasticcio, nessuna trattativa opaca. Le regole si scrivono per dare stabilità, non per inseguire convenienze del momento. Mentre la sinistra tira il freno, il centrodestra punta a portare il testo avanti anche al Senato. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Ucraina serve Trump. L'Europa, come sempre, è divisa. L'Europa si muove, ma come spesso accade, si muove divisa. Sul dossier Ucraina, Antonio Costa prova ad aprire un canale con Mosca, mentre paesi baltici, nordici e Polonia spingono per alzare ancora la pressione. Francia, Germania e altri cercano spiragli di dialogo, ma senza una linea comune. Bruxelles produce più formule che soluzioni. Sul sussidiario.net il generale Giorgio Battisti invita a guardare la realtà senza slogan. Gli attacchi ucraini in profondità possono avere una logica militare, ma difficilmente porteranno Putin al tavolo e rischiano una spirale pericolosa. Battisti è netto. Non credo che bombardare sempre più in profondità sia la soluzione migliore. Serve un salto politico, non mezze frasi europee, non pacifismo di facciata, non bellicismo automatico. Serve una mossa americana. Serve Trump, capace di mettere al tavolo non solo Russia e Stati Uniti, ma anche la Cina. La pace nasce da forza, trattativa e leadership. Cina, banche ombra in Italia. Fisco, soldi in fuga, la posta in palio, non è solo una storia di evasione fiscale, è una questione di sovranità economica. A Lodi, la Guardia di Finanza ha scoperto fatture false e società cartiere usate per trasferire circa 200 milioni di euro verso la Cina. 8 arresti, oltre 40 società coinvolte, un meccanismo parallelo che aggira banche, controlli e fisco. Sul sussidiario.net Michele Riccardi, vice direttore di Transcrime, spiega il meccanismo. Fatture false, bonifici regolari in apparenza, contanti, commissioni e soldi fuori bilancio. Un circuito che consente di abbassare le tasse, creare falsi crediti IVA, pagare in nero, riciclare e spostare capitali all'estero. Il bersaglio non è una comunità, ma le reti illegali. Mentre famiglie, artigiani e imprese oneste pagano, c'è chi usa circuiti opachi per falsare la concorrenza. Riccardi parla di circa 250 casi in 2 anni. La quota collegata alla Cina sarebbe tra il 30 e il 40%, con fatture oltre i 20 miliardi di euro. Qui lo Stato deve esserci, controlli veri e tutela dell'impresa pulita. Legalità e concorrenza leale. E con questa notizia si conclude il TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Grazie per averci seguito. Appuntamento alla stessa ora la prossima settimana. Avete ascoltato il notiziario